Ecco, un'iniziativa voluta fortemente da lei, Assessore, per anche riqualificare una parte di Chioggia un po' dimenticata. Cosa sarà questo evento? Sì, questa è un'iniziativa che parte appunto dall'assessorato al sociale e delle politiche giovanili, dove verrà coinvolto appunto il mondo della scuola primaria e secondaria e anche le scuole paritarie, dove su 3 mattinate questi bambini faranno una camminata sulla Bruno Giusenzo e avranno la possibilità di vedere valorizzata appunto tutta quella zona attraverso il CEA, il Centro di Educazione Ambientale del Comune, che avrà modo di illustrare la potenzialità, la realtà anche ambientale della natura del nostro territorio, e assieme a queste attività appunto ambientali ci saranno anche delle attività sportive che verranno lì durante le mattine, il tutto per poi passare a 3 pomeriggi dove che invece i bambini che magari alla mattina hanno visto le realtà sportive in quei momenti di mattina potranno andare a sviluppare al pomeriggio, insomma. Questo per far sì che tutti, anche i giovani che frequentano l'Usenso, possano avere delle opportunità e possono vedere che il tempo si occupa anche in maniera diversa. Ecco, Tre Righe è una zona un po' difficile. Ci sono altre iniziative oltre a queste, o questa è solo una partenza per poi cercare di riqualificare sempre di più l'Usenso da una parte e anche questa parte di Chioggia? Beh, diciamo che questo è l'inizio, il tutto nasce 2 anni fa, da quando mi sono insediato come assessore, dove abbiamo iniziato con un questionario sulle scuole per capire le esigenze e i bisogni dei nostri giovani. Si era deciso in un primo momento di fare degli incontri con i genitori per andare prima a parlare con i genitori, quindi con le famiglie, per poi passare a entrare proprio in campo diretto, proprio andare incontro ai genitori, ai ragazzi dove loro sono, e sono là nell'Usenso. Questo è un inizio e sicuramente dovremo dare continuità anche in base ai risultati che vedremo in questo tra aprile e maggio, insomma. Ma è chiaro che l'intento dell'amministrazione è quello di continuare delle attività. Il sogno che ho nel mio cassetto è quello appunto di coinvolgere tutte le associazioni sportive per magari creare ogni giorno un'associazione sull'Usenso. Sarebbe veramente un risultato importante.